colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene sono protagoniste di una mostra fotografica itinerante organizzata con il patrocinio di National Geographic Germania. Gli spazi del Museo delle Scuderie ospiteranno infatti gli scatti del fotografo George Tappiner con l'esposizione di oltre 50 foto di grande formato realizzate durante tutto il periodo dell'anno. Una vetrina importante visto che la città, famosa per i mercatini di Natale, ospita in questo periodo dell'anno oltre 300.000 persone. Abbiamo deciso di iniziare proprio da qui perché ci troviamo all'interno di un patrimonio dell'umanità, un sito UNESCO, tutta la cittadina di Ratisbona è sito patrimonio dell'umanità e quindi ci piaceva l'idea proprio di collegare i due patrimoni, in particolare entrando in una regione, quella appunto della Baviera, e uno stato come la Germania da cui provengono una buona parte dei visitatori che arrivano sulle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. Fino a pochi anni fa io non li conoscevo neanche tanto bene le colline, mi ha portato poi Giuliano Vantaggi a farli, mi ha fatto vedere e mi sono innamorato delle colline e da allora quello che mi ha lasciato sono una cosa veramente, cioè, una sorpresa, perché sono così dolci e poi il prossimo momento di nuovo così ripidi, una cosa veramente emozionanti. Poi si mangia bene, c'è la gente più bella del mondo, direi queste colline, cioè, io ci tornerò spesso e volentieri ormai, cioè, mi stanno nel cuore. La Baviera è una terra che ama l'Italia, infatti ogni anno milioni di visitatori si rivestano nella nostra terra, in particolare nel Veneto. Attraverso questa mostra si vuole mostrare il legame che c'è tra la terra e l'uomo e come i contadini delle colline del Prosecco abbiano lavorato e migliorato, abbellito questa terra producendo uno dei simboli dell'italianità del mondo che è il Prosecco. Abbiamo intenzione di replicare questa mostra anche in altre principali città della Baviera, tra cui Norimberga e Monaco di Baviera, anche per far mostrare ad un pubblico ancora maggiore la bellezza delle nostre terre e diciamo, l'eccellenza dei nostri prodotti. Il lavoro di squadra che ha visto i 30 comuni lavorare a fianco all'Associazione UNESCO, a fianco al Consorzio, e un grandissimo fotografo che ha realizzato e ci dà oggi la possibilità di vedere queste straordinarie foto con un punto di vista del tutto straordinario. Il nostro territorio visto dall'alto e visto nelle 4 stagioni. Sono qui con piacere oggi a rappresentare il Comune di Tarzo insieme alla delegazione dei sindaci e degli amministratori del nostro territorio proprio per promuovere quelle che sono le nostre peculiarità, i nostri prodotti tipici e le nostre colline patrimonio dell'umanità. È una mostra che speriamo da qui possa andare da altre parti perché rende veramente l'idea di quello che è il nostro territorio, insomma qualcosa si può vedere anche alle mie spalle, di quello che è il nostro territorio. L'auspicio è che qui a Regensburg, ma in tutta la Germania, attiri la curiosità, perché merita questa mostra, ma che dalla curiosità e poi passi la voglia di venire a Valdobbiadene, nell'area delle colline di Conegliano e Valdobbiadene, per visitare questo nostro patrimonio ricamato dal lavoro dell'uomo. La mostra dedicata alle colline di Conegliano e Valdobbiadene, però io direi la mostra dedicata ai nostri viticoltori. Dietro a queste immagini ci sono decenni e decenni di lavoro, di un lavoro corale, di fatica, per portare ad avere questo patrimonio. Noi a National Geographic era importante di far parte di questa mostra perché il paesaggio delle colline è un UNESCO paesaggio, è un simbiosi della natura e dell'uomo e soprattutto anche il Prosecco mi piace molto, quindi come si vede anche qua è un paesaggio affascinante, molto affascinante, per questo anche al National Geographic era importante di far parte.